scena nel caso Una Bomber. La procura di Trieste chiede di effettuare la prova del DNA su alcuni reperti già sequestrati nell'ambito delle indagini. Fra le 10 persone sottoposte a indagini oltre a Elvo Zornita c'è anche un nome nuovo. Soddisfazione ma anche dubbi sui nuovi accertamenti da parte di Maurizio Paniz, avvocato di Zornita, a lungo accusato di essere una bomber. Fisiologico che anche lui sia indagato, dice il legale. Covid, individuata in Veneto la sottovariante di Omicron Kraken. 4 casi sequenziati nelle province di Vicenza, Verona e Venezia. Nella Marca la rivolta dei sindaci che dicono no alla rottamazione delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro, possibilità introdotta dal governo, è iniqua, attaccano. Tra questi anche il primo cittadino leghista di Treviso. Fumata nera a Roma dopo l'incontro tra il ministro del Made in Italy Adolfo Urso e i rappresentanti dei benzinai, confermati lo sciopero dal 24 gennaio sera al 26. Il ministro Nordio stamattina alla Camera: non verranno toccate quelle relative alle indagini su mafia e terrorismo, ribadisce, ma vanno sanati gli abusi e cita il caso Zaia Crisanti. Va a scuola con una pistola a scacciacani nascosta nello zaino tra i libri. È successo all'Istituto Remondini di Bassano, 16enne denunciato. Mentre le spaccate continuano sia a Venezia che a Mestre, il sindaco Brugnaro chiede scusa ai commercianti e annuncia dal comune risarcimento del 50% dei danni fino a 2.000 euro. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Buonasera, eccoci in diretta. Verso una svolta dunque il caso Una Bomber, la procura di Trieste, lo avete sentito dai titoli, chiede di effettuare la prova del DNA su alcuni reperti già sequestrati nell'ambito delle indagini. Fra le persone sottoposte a indagini c'è anche Elvo Zornita. Se consideriamo, come molti hanno fatto, colpevole una persona perché in casa sono stati trovati gli ovetti Kinder, sono stati trovati eccetera eccetera, guarda, tra le carte che abbiamo ritrovato noi e tra i cittadini su cui sono state svolte delle indagini abbiamo trovato, e se quei cittadini lì fossero stati messi, pubblicati sui giornali, resoconti di quello che hanno trovato in casa, ti direi che gli Una Bomber sono almeno una decina, nel senso che ho personalmente letto e leggerò di perquisizioni che hanno portato al rinvenimento di ordigni addirittura, cioè, quindi, come dire, però quei cittadini non sono finiti in prima pagina. Lo aveva quasi previsto Marco Maisano, il giornalista autore di un podcast che di fatto aveva portato alla riapertura delle indagini sul caso Una Bomber, intervistato da Ferdinando Avarino poco più di un mese fa per Ring. Quanto deciso oggi dalla Procura della Repubblica di Trieste rappresenta con tutta probabilità una svolta decisiva. In una nota il procuratore De Nicolo ha comunicato di aver chiesto al giudice per le indagini preliminari di procedere con un incidente probatorio, leggasi indagine sul DNA, su 10 reperti, oggetti sequestrati nell'ambito delle indagini sull'attentatore, per arrivare appunto al responsabile o ai responsabili. La procura pertanto considera di necessità persone sottoposte ad indagine tutti quelli che, si legge nella nota, avevano rivestito tale posizione nel corso dei procedimenti già avviati dalla procura stessa e successivamente archiviati. Fra essi c'è anche Elvo Zornita, considerato l'indiziato numero 1, iscritto nel registro degli indagati nel 2004 e archiviato solamente 5 anni dopo, che si è visto riconoscere 300.000 euro di risarcimento dallo Stato per il danno subito dalla lunga inchiesta. La svolta si ebbe quando vi fu l'evidenza della manipolazione di un reperto da parte di Ezio Zernar, l'allora capo del Dipartimento di Indagini Criminalistiche di Mestre, poi condannato per aver fabbricato una prova falsa a carico dell'ingegnere di Azzano X. Maurizio Paniz, difensore di Zornita, ha espresso fiducia nella Procura di Trieste, definendo fisiologico l'inserimento di quest'ultimo. A queste 10 persone se ne è aggiunta un'altra, sulla base di una cosiddetta fonte dichiarativa, la cui attendibilità, scrive De Nicolo, appare problematica e tutta da verificare. Al momento, nei confronti delle 10 persone menzionate nella richiesta di incidente probatorio come sottoposte ad indagine, non sono stati acquisiti elementi che possano convogliare le investigazioni in una direzione precisa. L'accertamento del DNA potrà, come la Procura spera, fornire elementi utili a tale scopo. Ogni attribuzione di responsabilità che si volesse frettolosamente ricavare a carico di taluno dei soggetti indagati, così si chiude la nota del procuratore, costituirebbe illazione gratuita sfornita di elementi di riscontro. Soddisfazione ma anche dubbi rispetto ai nuovi accertamenti chiesti dalla Procura di Trieste da parte di Maurizio Paniz, avvocato di Elvo Zornita, a lungo accusato, come detto, di essere proprio una bomber. Da parte mia c'è assolutamente soddisfazione, perché negli anni tutti sanno che l'ingegner Zornita, ed io per lui e con lui, ho sempre chiesto
che le indagini potessero andare avanti e che si arrivasse finalmente a cercare di scoprire il o i colpevoli. Viene accolta positivamente dall'avvocato Maurizio Paniz la notizia che la Procura di Trieste ha chiesto al GIP di poter eseguire un test genetico su 10 reperti raccolti sui luoghi degli attentati di una bomber. Difensore di Elvo Zornita, a lungo accusato di essere l'autore di quegli attentati, Paniz è convinto che l'ingegnere di Azzano X non abbia nulla da temere dai nuovi approfondimenti chiesti dal magistrato. Zornita, che rientra tra i 10 indagati menzionati nella richiesta di incidente probatorio. È fisiologico perché l'indagine va necessariamente sviluppata nei confronti di tutti coloro che negli anni sono stati iscritti nel registro degli indagati, quindi è assolutamente normale che riguardi anche l'ingegnere Zornita, ma come ripeto sono non solo tranquillissimo, tenga presente che il DNA dell'ingegnere Zornita è a disposizione degli inquirenti da sempre. Io confido che questo sia un passo per arrivare a scoprire qualche cosa di più rispetto a quello che si è scoperto fino ad oggi. A che cosa possano portare i nuovi test rimane un'incognita, le variabili sono molte. Si tratterebbe di indagini su alcuni peli che sono stati trovati su vari ordigni. Il problema è molto semplice, bisogna capire come sono stati conservati, come sono stati trasportati, come sono stati reperiti. Ovviamente si possono fare tantissime considerazioni, le faremo quando sarà il momento, se sarà il momento, perché bisogna vedere se e come il giudice riaprirà questa indagine. A me fa solo piacere che ci sia questo seguito, il massimo della serenità, il massimo della fiducia, e sono confidente, come si usa dire, che ci possa essere almeno la speranza di un qualche risultato ulteriore. Ora parliamo del Covid invece, perché in Veneto è presente la sottovariante di Omicron Kraken, individuata nelle province di Vicenza, Verona e Venezia. La variante Kraken è ampiamente diffusa negli Stati Uniti, approda anche in Veneto. L'Istituto Zooprofilatico Sperimentale del Venezia ha registrato la presenza di 2 sequenze appartenenti alla sottovariante di Omicron, la cosiddetta Kraken. Una proviene dalla provincia di Vicenza e una da quella di Verona. Si tratta della terza e quarta identificazione nel territorio regionale, dopo quelle già rilevate in provincia di Venezia all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Non è noto se i campioni provengano da persone di ritorno dall'estero né se queste siano residenti nel territorio regionale. Il risultato è stato ottenuto nell'ambito dell'attività di sorveglianza coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità sui campioni positivi per Covid-19 notificati in Veneto il 9 e 10 gennaio scorsi. In una nota l'Istituto Zooprofilatico delle Venezie precisa che si tratta di una delle varianti che ad oggi sta destando preoccupazione per la sua capacità di diffondersi, ma fortunatamente non per la sua aggressività. Non si sa ancora se, come negli Stati Uniti, questa variante diventerà dominante in Europa e se potrà avere un impatto nel numero di casi. Al momento gli studiosi ritengono che sia improbabile possa causare seri problemi in un paese come l'Italia, con un'elevata copertura immunitaria data dalla vaccinazione e dalle precedenti infezioni. Per ora la sua frequenza in Europa è ancora bassa, si parla del 4% nelle ultime 2 settimane e in Italia il numero dei casi riportati risulta sporadico. La maggior parte dei comuni trevigiani dice no alla rottamazione delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro, possibilità introdotta in finanziaria dal governo. È iniqua, non vogliamo creare disparità, dicono i sindaci. Andremo in consiglio comunale con la delibera specifica di non accoglimento, di non aderire a quella proposta di rottamazione delle cartelle esattoriali. Penso sempre che ci debba essere un rispetto, ci sono delle regole che bisogna rispettare, quindi favorire questo tipo di approccio vuol dire premiare i furbi. Non siamo qui per premiare i furbi. Non è un caso isolato quello di San Biagio di Callalta, anzi sono la stragrande maggioranza i comuni della Marca che, fatti i conti, non aderiranno alla rottamazione delle cartelle esattoriali fino a 1.000 euro, possibilità introdotta dalla prima finanziaria del governo Meloni. La norma è chiara e dà la possibilità ai singoli municipi di scegliere entro il 31 gennaio con delibera dei rispettivi consigli comunali. Del resto, il mini condono, così in tanti lo hanno ribattezzato, riguarda mancati versamenti IMU o multe non pagate, quindi entrate locali. Ebbene, nella Marca i sindaci, al di là dei colori politici, sembrano non avere dubbi, così lo stesso primo cittadino di Treviso e presidente ANCI regionale. Tu deleghi la
scelta ai comuni, e in questo caso i comuni, la stragrande maggioranza, penso quasi la totalità dei comuni veneti, hanno deciso di non aderire alla rottamazione proprio per una questione di uniformità di trattamento. Però io apprezzo la volontà e l'iniziativa del governo, che in questo caso ha delegato i comuni, poi i comuni liberamente hanno fatto delle scelte in base alle possibilità di bilancio e anche a un'opportunità politica. Politica a parte, la rottamazione riguarderebbe le cartelle esattoriali maturate tra il 2000 e il 2015, non solo. Il capitale rimane e vengono annullate le sanzioni e gli interessi. Per quanto riguarda invece le violazioni del codice della strada, dove la sanzione è sostanzialmente il capitale, lì vengono annullati solo gli interessi. Insomma, la tregua fiscale non convince i sindaci, che restano alle prese con bilanci da chiudere. Fare a meno di una voce in entrata, quindi dei crediti esigibili, potrebbe essere un problema. A Treviso si parla di qualche centinaio di migliaia di euro, 120.000 quelli quantificati a San Biagio. Io penso che siano risorse del territorio, che vanno assegnate al territorio, e rinunciare a queste risorse innescherebbe mettere in discussione dei principi anche di legalità. Però ricordo che i cittadini comunque potranno singolarmente accedere attraverso l'Agenzia delle Entrate alla rottamazione. Un altro fronte invece per il governo: c'è stata una fumata nera a Roma e dunque confermato lo sciopero dei benzinai. Dopo una settimana di incontri e trattative, fumata nera anche questa mattina nel tavolo decisivo a Roma tra il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso e le associazioni di categoria dei gestori dei distributori di carburante. Confermato lo sciopero delle pompe di benzina fissato per le giornate del 25 e 26 gennaio. Tanta delusione per chi, come Flavio Convento, presidente della FAIB Confesercenti Veneto, ha partecipato al vertice romano al Ministero. Lo sciopero riguarderà anche gli impianti self-service, ma assicurerà i servizi minimi essenziali. La protesta durerà 48 ore a partire dalle 19 del 24 gennaio. Purtroppo il governo ha disatteso le nostre aspettative. Dopo un'apertura che c'è stata sull'incontro di lunedì, oggi fondamentalmente si sono un po' rimangiati le parole. Questo ci ha molto disturbato e sicuramente penalizza una categoria che è da anni che è in sofferenza, e quindi anche l'esposizione del prezzo medio, come si era parlato di un QR code per evitare una serie di complicazioni e di incombenze che vanno a questa categoria. Si ritorna a delle sanzioni. Resta l'obbligo per i benzinai di esposizione del prezzo medio regionale dei carburanti, ma la comunicazione sarà settimanale, non più giornaliere, ad ogni variazione del prezzo. La chiusura dell'impianto per omessa comunicazione avverrà solo dopo 4 omesse comunicazioni settimanali nell'arco di 60 giorni e sarà da 1 a 30 giorni. Alleggerite anche le sanzioni, che saranno da un minimo di 200 ad un massimo di 800 euro a seconda del fatturato dell'impianto, mentre prima dell'incontro di oggi raggiungevano i 6.000 euro. Dal caso benzinai alla polemica intercettazioni, altro ministro veneto, Nordio, che stamattina ha parlato alla Camera: non verranno toccate quelle relative alle indagini su mafia e terrorismo, ribadisce. Peccato che proprio qualche settimana fa nel mio amato Veneto siano state diffuse delle intercettazioni che riguardano il governatore del Veneto e altre persone che erano assolutamente estranee alle indagini, non erano né indagate né imputate né niente, e se noi non se noi non interverremo radicalmente, ripeto, sugli abusi, sugli errori di queste intercettazioni, noi cadremo veramente in una sorta di democrazia dimezzata. Le intercettazioni di Zaia su Crisanti nell'inchiesta di Padova sui tamponi rapidi e pubblicate da Report come emblema di quella che ribadisce essere la stortura del sistema. Dopo le parole in Senato, l'informativa alla Camera per il ministro e magistrato trevigiano attaccato sul fronte intercettazioni, tanto più nei giorni in cui la primola rossa della mafia, Messina Denaro, è stata catturata. E allora Nordio ribadisce. Ripeterò ancora una volta, ma credo ormai sia inutile dirlo, che non si è mai inteso toccare minimamente quelli che riguardano il terrorismo e quelle che riguardano la mafia e ovviamente quei reati che sono, come così dire, satelliti nei confronti di questi due fenomeni perniciosi. Il vulnus, dice, è un altro, e per spiegarlo concentra in pochi minuti migliaia di pagine di codice di procedura penale, parlando dei 3 tipi di intercettazione.
Quelli di competenza della Procura Generale di Roma, che riguardano la sicurezza dello Stato e sono sottoposte al segreto. Quelle preventive autorizzate dai PM per dare impulso alle indagini, essenziali e fondamentali, dice Nordio, e che certo non vengono pubblicate per non ostacolare le inchieste. E poi quelle giudiziarie, chieste dal PM e autorizzate dal GIP, ed è da queste, spiega, che nasce il pasticcio. Perché transitando dal pubblico ministero al giudice delle indagini preliminari, attraverso il deposito dei difensori, attraverso il transito dalle segreterie alle cancellerie, finiscono sotto osservazione, sotto il controllo, finiscono a conoscenza di decine di persone. E poiché tutti hanno il diritto di ascoltare tutte queste intercettazioni, gran parte delle quali riguardano fatti che non hanno niente a che vedere con i processi, in questo mare magnum di intercettazioni escono sui giornali delle notizie che diffamano, vulnerano l'onore di privati cittadini. Perché, chiude Nordio, quando si parla di giustizia si deve parlare anche di errori e spesso di vite rovinate. La segretezza delle informazioni è l'altra faccia della nostra libertà. L'Italia non è fatta di pubblici ministeri e questo Parlamento non deve essere supino e acquiescente a quelle che sono le affermazioni dei pubblici ministeri. Ora a Padova per il caso di Walter Onichini, il macellaio che sparò al ladro entrato in casa e si trova ora in carcere. Entro 10 giorni il giudice si pronuncerà sulla possibilità degli arresti domiciliari. Respinta la richiesta di affidamento in prova per Walter Onichini, ma per l'ex macellaio di Legnaro, in carcere per aver sparato al ladro entrato in casa sua nell'estate del 2013, potrebbe aprirsi la strada della detenzione domiciliare. Noi speriamo che si arrivi a questo e soprattutto anche alla grazia, perché ripeto e ribadisco, quando si hanno dei bambini piccoli l'impulso di un papà è quello di salvare la propria famiglia e Walter ha fatto questo. Il procuratore generale davanti alla sezione padovana del Tribunale del Riesame ha espresso parere negativo all'affidamento in prova richiesto dall'avvocato Ernesto De Toni che segue Onichini. Una richiesta fatta per consentire al commerciante di carni di poter tornare a casa in un regime di restrizione della libertà personale, ma con la possibilità di poter lavorare per contribuire al sostentamento della famiglia. La moglie infatti non sta bene e non riesce a curarsi, badare ai figli e anche lavorare. Walter Onichini, dopo un lungo processo dal settembre del 2021, è in carcere. Deve scontare 4 anni, 10 mesi e 27 giorni di reclusione per aver ferito il ladro albanese entrato insieme a dei complici per rubare. Onichini davanti al giudice ieri si è detto per la prima volta pentito. Non rifarei mai quello che ho fatto, ha spiegato al giudice che entro 10 giorni dovrà decidere se tramutare in arresti domiciliari il restante della pena da scontare. Noi crediamo che l'unico posto che spetti a Walter sia quello di essere al fianco della sua famiglia, tra le braccia e gli affetti dei suoi bambini, della moglie e della mamma, perché a nostro avviso, insomma, lo sapete bene, non avrebbe mai dovuto essere stato mandato in carcere. Walter ha reagito di impulso di fronte a un assalto, perché ricordiamo che erano in 4 e non solo uno. Paradossalmente Walter si trova in carcere e il ladro è libero, ma evidentemente insomma in questo paese avviene anche questo. Nel novembre del 2021 la famiglia di Onichini, attraverso il legale Ernesto De Toni, aveva inviato al Ministero della Giustizia una lettera per chiedere la grazia per il macellaio, ma ancora non è stata data risposta. Nel frattempo il ladro albanese che Onichini aveva ferito resta latitante, nessuno sa dove sia finito. Il Comune di Venezia invece risarcirà fino alla metà dei danni coloro che hanno subito una spaccata nell'ultimo periodo. L'annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Luigi Brugnaro. L'idea è quella che il Comune di Venezia troverà le risorse per rifondere i danni di queste vetrine in quota parte. Noi pensavamo un 50% fino a un massimale di 2.000 euro. Risarcire il 50% dei danni fino a 2.000 euro a negozianti, esercenti, associazioni culturali o sportive che hanno subito una spaccata. Di fronte ad un fenomeno che si ripete con cadenza pressoché quotidiana un po' in tutto il territorio comunale, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro annuncia un gesto che vuole essere di vicinanza e solidarietà delle istituzioni verso i suoi concittadini. Devo parlare con i miei assessori, dobbiamo stendere una delibera di giunta, ma immagino 2 o 3 settimane al massimo. Saremo molto operativi e saremo retroattivi anche, perché non sarà solo da oggi in poi, ma prenderemo anche, non so, gli ultimi 2 anni di quello che è successo, chiaramente con fatture, con tanto, poi faremo anche un accordo con la di finanza per verificare
che non ci sia quello che poi se ne approfitta, ma insomma non è questo il tema, lo faremo bene, ma pensiamo di voler agire. Dobbiamo dimostrare ai cittadini che facciamo qualcosa e che io oltre la mia fantasia non vado. Brugnaro non esclude che in futuro la stessa iniziativa possa essere estesa a tutta la città metropolitana. Venezia, aggiunge il sindaco, resta in prima linea contro la criminalità. È la città più videosorvegliata d'Italia e la sua polizia locale, agendo di concerto con le altre forze dell'ordine, ha recentemente raggiunto un numero di espulsione di clandestini tra i più alti. Occorre però anche un cambio di marcia deciso a livello nazionale. Io credo siano molte persone, non credo ci sia un'unica persona. A me mi sembrano rapine da disperati, che fanno danni molto più di quello che portano via. E sono disperazione però che crea ulteriore disagio, ulteriore disperazione. Rischiamo anche che la gente, i cittadini rischiano di farci giustizia da soli. Io ho proposto più volte di fare una nuova norma con un giudice penale di pace, no? Che possa diventare, il giudice di pace possa avere poteri penali e magari almeno farle tenere in cella da noi, almeno 10 giorni. Io ho detto fino a un massimo di 10 giorni, però qualcosa devi fare, non è possibile che non si faccia nulla. Va a scuola con la pistola nello zaino, è successo all'Istituto Remondini di Bassano del Grappa. Nello zaino, tra libri e quaderni, ha nascosto una pistola. È successo all'Istituto Remondini, dove uno studente sedicenne ha portato in classe l'arma, in realtà una scacciacani, ma senza tappo rosso e con tanto di caricatore. La riproduzione di una beretta calibro 9 è stata scoperta da un insegnante che ha visto spuntare la canna dalla sacca del ragazzo. La preside, avvisata dell'accaduto, ha fatto intervenire le fiamme gialle. Ai finanzieri, in un primo momento, lo studente ha affermato che la pistola era del padre, versione poi smentita dal genitore che si è detto sorpreso del comportamento del figlio, un ragazzo tranquillo che non aveva mai dato problemi in famiglia e a scuola. I militari hanno sequestrato pistola e caricatore e hanno provveduto a segnalare il giovane alla magistratura. Anche l'Istituto Remondini, in accordo con la famiglia del minorenne, ha già preso provvedimenti, come spiega la dirigente Anna Segalla. L'intervento che abbiamo fatto è un intervento di natura formativa, per cui nei prossimi giorni il ragazzo, sempre in accordo con la famiglia, seguirà un percorso in una delle strutture educative del territorio per dare il proprio contributo con dei lavori socialmente utili. Ci teniamo molto a questo tipo di progetto che comunque abbiamo in atto, l'abbiamo attivato in tante altre occasioni, voglio dire. Ecco, in modo che ci sia una presa di coscienza di quello che sono le regole della buona vita sociale e civile. E mercoledì prossimo, il 25 gennaio, a Mantova i funerali con rito Sikh dei due fratelli indiani di 18 e 16 anni morti nel tragico incidente di domenica scorsa a Veronella, quando l'auto sulla quale viaggiavano come passeggeri, una Peugeot 206, condotta da un 19enne, anche lui deceduto, è uscita di strada finendo in un canale. Sono uno degli occupanti della vettura, lo ricorderete, anche lui di 19 anni e sempre di origine indiana, è riuscito a salvarsi. Queste le immagini dei due ragazzi morti purtroppo giovanissimi. L'inverno non darà tregua sull'altopiano dei 7 comuni, nevicate intense e ora arriva il grande freddo. L'inverno fa sul serio e dopo settimane di siccità e temperature sopra la media ha deciso di scaricare un'altra bordata di neve sull'altopiano dei 7 comuni. Il limite della nevicata è sceso fino a mezza costa, con le strade di Pradipaldo e la zona di Santa Caterina di Marostica interessate dalle operazioni di pulizia messe in sicurezza fin dalla tarda mattinata. La viabilità di tutta l'area ha comunque risentito dell'ondata di maltempo, con il costo e il collegamento con la conca centrale che sono andati in tilt nelle ore più critiche. Quella che era iniziata come una semplice spolverata si è trasformata in una nevicata con tutti i crismi, con i paesi a fondovalle decisamente imbiancati e con le terre alte colpite da accumuli di qualche decina di centimetri. Il meteo dovrebbe ora concedere una tregua con la promessa di riportare i fiocchi su tutto il comprensorio già dalla settimana prossima. Nelle prossime ore il miglioramento delle condizioni comporterà però un forte abbassamento delle temperature che rimarranno stabilmente sotto lo zero per qualche giorno almeno, con tutte le conseguenze del caso. Questa situazione sta facendo tirare un sospiro di sollievo al comparto turistico, ai gestori degli impianti e in generale a un territorio che ha pagato un tributo salatissimo negli anni scorsi alle dinamiche legate al Covid e alla carenza di neve.
Era l'ultimo servizio per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, tra poco l'edizione di Venezia, adesso le previsioni del tempo, arrivederci, buona serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Il ciclone si sposta al centro-sud. Sul nostro territorio il tempo migliora. Vediamo il dettaglio di venerdì 20 gennaio. Sul Veneto sarà più asciutto, con cielo in prevalenza nuvoloso di mattina, ma a seguire avremo ampie fasi di schiarite, specie in montagna, ma non escluse anche sui restanti settori della nostra regione. Sulle Dolomiti permane un marcato pericolo di valanghe, grado 3 della scala di riferimento. Temperature minime in calo tra -2 e 1 grado, massime invece tra 3 e 6 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo molte nubi alternate a parentesi più soleggiate. Bora da moderata a sostenuta sulla costa. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime sui 5-6 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, sarà soleggiato infatti, salvo nubi basse nelle ore più fredde della giornata. Temperature minime sotto 0, massime sui 4 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.